Sostengo invece che domani l'Assemblea dovrà respingere le richieste dell'inviato di Roma. Corinto non è una provincia romana. Ah, non sarebbe più saggio ascoltare prima l'ambasceria e decidere poi? Tu parli di saggezza, Callicrate, ma la Grecia ha bisogno di coraggio se vuole risalire la china della sua decadenza. Ben detto, è giusto. Ha ragione Critolao. Che cosa c'è? Un ufficiale desidera parlarti. Allora, ci vediamo domani. Anteo ha fatto breccia nel cuore della bella Artemide. Impresa facile quando un marito nutre di filosofia una donna desiderosa d'amore. Incauto Callicrate. Un uomo di tanta intelligenza non doveva riprender moglie alla sua età. Vorrei parlarti, Ebe. Parla, ti ascolto. Non qui. Non ora. Esultate, amici! Mi è giunta notizia che Roma è duramente impegnata a Cartagine. Già la guerra contro gli Iberi ne logorava le forze e ora, in terra di Libia, la tracotanza romana scava la sua fossa. Modera il tuo entusiasmo, Critolao. Tu stai precorrendo gli eventi. È questa capacità di previsione che dà ad un capo la statura del condottiero. Bravo. Critolao sa che la dispersione delle forze indebolisce Roma e le sarà fatale. I cartaginesi hanno già battuto i romani a casa loro. Callicrate, l'astro di Roma volge al tramonto ineluttabilmente. Sei il solo fra noi a negare l'evidenza. Non è vero. Io sono d'accordo con lui. Ma certo, certo, è naturale. Poi vi augurate la fine della potenza romana. Ma che cosa ne sarebbe della civiltà greca, di tutta la civiltà occidentale, se Roma perisse? Il pericolo viene da Oriente. Le invasioni di Serse e di Dario non vi hanno insegnato nulla? Riserva le tue arringhe ai filoromani del tuo partito. Qui puoi esprimerti da greco e da uomo libero. Che cosa vuoi dire? Hai capito benissimo. Mi renderai conto di questa offesa? Ma padre, mio buon Callicrate. Lasciate da parte la politica, una volta tanto. Quale valore ha la vostra vecchia amicizia, se basta una parola per distruggerla? Tu servi la patria con la spada, mio marito con l'intelletto. La Grecia ha bisogno di entrambi. È giusto, sì, è vero. Brindiamo alla vostra riconciliazione e alle maggiori fortune di Corinto e dell'Ellade. Gloria a Critolao. Gloria! Buonanotte. Buonanotte. A domani, cara. Aspettami. T'accompagno. Credo che presti Imeneo sarà chiamata a proteggere le nozze di tua figlia. Io lo spero. Dieo è destinato a succedermi un giorno nel governo della città e non potrei affidare Ebe in mani più salde. Ebe, ti prego, ho la sensazione che tu mi sfugga. Che ti ho fatto? Nulla. Allora mi sarei ingannato, mia dolce e graziosa Ebe. Scusa, ma non è così. Non volermene, Dieo. La mia amicizia deve bastarti. Ascoltami. Io ti amo. E se solo mi fosse concesso starti vicino per sempre, trasfondere in te tutto il mio amore. No, Dieo, no, non voglio. Scusami. Dimmi, chi è l'uomo che ami? Pensi veramente questo? No, non c'è nessun altro. Ma allora, perché non vuoi me? Dammi tempo, Dieo. Forse un giorno scoprirò d'amarti e te lo dirò io stessa, te lo prometto. Ma vi rendete conto? Un'ambasceria che si fa scortare da legionari sino alle soglie dell'Assemblea. È un affronto. Credono di intimidirci. Con quelli? Ma se non sono più di una ventina. Però sono il simbolo della potenza di Roma. Ma quale potenza?
A Cartagine i romani stanno per essere I sconfitti. romani sconfitti? Sì. Ma non è possibile. Da chi l'hai saputo? Ma sarà vero? Certo che è vero. E in questo momento il loro ambasciatore, Sesto Giulio Cesare, ha l'impudenza di avanzare richieste alla libera assemblea di Corinto. È ora di finirla con questi romani oppressori. E per le ragioni sin qui esposte, il Senato di Roma rinnova ancora una volta la sua richiesta. Che tutte le città greche entrate a far parte della Lega Achea, tra cui Corinto, si stacchino dalla Lega stessa, riacquistando ciascuna la propria autonomia nell'ambito dei trattati liberamente sottoscritti con Roma e sotto la sua tutela e protezione. È un'imposizione intollerabile. Non siamo schiavi. Ascolta, Sesto Giulio Cesare. Io, Critolao, stratego di Corinto, in nome dell'Assemblea respingo la richiesta del Senato di Roma. Questo è parlare da greco. Respingo la richiesta perché essa suona oltraggio alla libertà di decisione del nostro popolo. Non hai alcun diritto di parlare a nome dell'intera assemblea. Il mio partito è favorevole allo scioglimento della Lega. Fuori da quest'aula, traditori! Hai udito, Callicrate? La maggioranza approva la mia decisione. Ti esorto a riflettere, stratego. Roma può esigere quanto oggi chiede. Il suo diritto scaturisce dai trattati. E il diritto di Corinto e della Grecia tutta dal suo glorioso passato, dalle sue conquiste in ogni campo, dall'opera dei suoi figli più degni, dalla sua civiltà, infine, che la fece grande quando ancora Romolo non aveva scavato il solco entro cui Roma sarà ricacciata un giorno. Non posso più ascoltarti, Critolao. E voi dei traditori! L'assemblea ha respinto le richieste dei romani e ha proclamato la propria indipendenza. Gloria a Corinto! Viva l'assemblea! Viva l'Assemblea! Avanti l'ambasciaria di Roma! Morte ai romani! Tornate a Roma! Viva E incurante di trascinare Corinto alla rovina, hai deliberatamente provocato Sesto Giulio Cesare per sfidare la potenza di Roma. Tu farnetichi di potenza, ma io affermo che il Senato di Roma, come è già avvenuto altre volte, preferirà ignorare l'accaduto per quella prudenza che ti ostini a chiamare tolleranza. Corinto è ad una svolta storica. Un ideale ci guida. Libertà. E se la guerra è il suo prezzo, ebbene guerra sia! Via i nemici di Corinto! Callicrate! Sei un traditore! Gloria a Corinto! Vedo che la tua, come dire, inconsueta raccolta si è arricchita. Guarda quella. È una magnifica vipera, rarissima. Mi è venuta dalla Persia. Una goccia del suo veleno è sufficiente ad uccidere molti uomini. Non ho mai capito la tua passione per i rettili. Sono repellenti. Ah, affascinanti. A volte mi diverto a gettare un ratto vivo nella fossa. È eccitante. Il topo dapprima fugge, disordinatamente come impazzito. Poi resta paralizzato dallo sguardo di un serpente. Non si muove e... A me i tuoi serpenti richiamano alla mente taluni cittadini di Corinto indegni d'essere greci, ai quali molto presto io schiaccerò il capo. Gloria a te, Critolao, e all'ipostratego Dieo. Vieni avanti, Frasto. Che succede? La scorta dell'ambasceria romana ci ha provocato. Sesto Giulio Cesare ed altri sono riusciti a sfuggire alla giusta ira della folla, mentre il nobile Cherone è rimasto ucciso. E costui chi è? È un traditore che si è schierato dalla parte dei romani. Menzogna! Sono intervenuto per indurre la folla alla ragione. Tu menti, miserabile! Non è vero! Volevo evitare che si spargesse del sangue. Conducetelo alle prigioni e torturatelo. Sono che serva da innocente. esempio. Ascolta. Fermi, fermi! Ma perché?
Condannare questo vecchio a una lunga e tormentosa agonia è inumano. Lasciatelo a me. Io voglio essere giudicato. Ma Sono innocente. sì, certo, dai miei serpenti. No! Pietà! Così periscano tutti i traditori. Perdona, mia piccola Abby, ma dovresti essere lusingata dalla richiesta di matrimonio del nobile Dieo. Oh, dici bene, lo capisco. Ma non so come spiegarti, Cinzia. Io credo che l'amore sia un'estasi meravigliosa, inebriante come il nettare degli dei. Vedi, la presenza di Dieo mi lascia indifferente, mentre se lo amassi basterebbe il suono della sua voce a turbarmi. Sono soltanto la tua nutrice, ma ti sono devota. Ed è per questo che oso darti consigli. È tardi, vogliamo andare a dormire, nutrice? Stai fermo. Lascia che la tua padrona aspetti. Resta ancora un po'. Vattene. Corro ad avvertire tuo padre. No, sta qui. Ma dopo quanto è accaduto stamane, lo condannerebbero a morte. Vada a Callicrate e informalo. È l'unica persona che possa nasconderlo. Ma non credo. Vada a Callicrate, ho detto. E allora? Non è grave, ha soltanto perduto molto sangue, si rimetterà presto. Sia lode agli dei. Io devo andare, Artemide. Forse la notte avrà portato consiglio a Critolao e sarà in grado di intendere la ragione. Ne dubito. Ho il dovere di tentare. Presto. Ai cavalli. Fuggite. Indietro, indietro. Ai cavalli. Cercate scampo. Artemide. Sei mattiniera, Ebe? Ho incontrato tuo marito. Mi ha detto che il romano guarirà. Me lo auguro. Se tuo padre venisse a sapere che lo ospitiamo, la sua ira si sfogherebbe su di noi. E chi potrebbe dirglielo? Tu ne avresti il dovere, sei sua figlia. Sai bene che non condivido le sue idee. Lo amo, lo rispetto, ma... Si sta riprendendo. Come ti senti, centurione? Adesso ricordo. Sei tu che mi hai salvato. Dove sono? No, non affaticarti. Stai tranquillo. Sei in casa di Callicrate, un amico dei Romani. E questa fanciulla è la figlia di Critolao, il peggior nemico che Roma abbia mai avuto. Io ti scongiuro, Critolao, di considerare la gravità dei fatti. Roma non lascerà impunita l'offesa. Ma siamo ancora in tempo per evitare una rappresaglia dura e implacabile. Invia le tue scuse al Senato romano e attribuisci la proditoria aggressione ad elementi irresponsabili. Ti ho ricevuto e ho lasciato che parlassi in nome della nostra vecchia amicizia,
ma non tollero oltre le tue pavide parole. Ascolta, Critolao. Ascolta tu invece. Corinto è a una grande svolta della sua storia e qualora i romani dovessero porre piede sull'istmo, noi li stermineremo prima che possano giungere alle porte della città. E se vi giungessero? Le mura di Corinto possono resistere a qualsiasi attacco da parte di chiunque. Dimentichi che sono stato io a dirigere i lavori delle fortificazioni? Ma non bastano solide mura ad arginare l'ira di Roma. La Grecia aveva bisogno di un altro Alessandro e ora lo ha in Critolao. E io sgominerò i suoi nemici. Bada a te, Callicrate. Questo non è più tempo d'accademia, ma d'azione. Guai a coloro che si porranno sulla mia strada. Voi siete dei pazzi. Ora sto meglio. Sappi che ti sono doppiamente grato, avendo saputo che sei la figlia di Critolao. Già di ritorno? Questo è mio marito, Callicrate. Qui sei fra amici, centurione. Come ti chiami? Caio Vinicio. E allora? È irremovibile. È invasato. Sappi, Vinicio, che il popolo di Corinto non vi è ostile. Soltanto alcuni sconsiderati vogliono portarci alla rovina. Non hai bisogno di convincermi, nobile Callicrate. La tua ospitalità è più eloquente di qualsiasi discorso. Ah, se il Senato di Roma potesse conoscere la verità. Devo andare. Ave, centurione. Ti rivedrò ancora? E tu che cosa ne pensi? Come? Credi che Roma muoverà guerra a Corinto? Poc'anzi ti rammaricavi che il Senato romano non potrà mai conoscere la realtà dei fatti. Se non fossi in questo stato, se mi fosse possibile raggiungere Roma... Faresti questo? Saresti disposto a intercedere per Corinto? Non si tratta di intercedere, ma di evitare il peggio. La guerra è sempre una spaventosa e inutile tragedia. Non un solo problema verrà mai risolto sterminando un altro popolo. Pensa a guarire, Vinicio. Io farò in modo di farti rientrare a Roma. Roma deve dare un esempio. Abbiamo pazientato anche troppo. Morti a Critolao. Alle fiamme Corinto. Lo sdegno del Senato è più che legittimo. L'affronto fatto a te e ai membri dell'ambasceria è intollerabile. È fin troppo evidente che la magnanimità di Roma verso i popoli dell'Ellade viene interpretata come un segno di debolezza. È vero. Ora basta. Dobbiamo imporre la nostra volontà. Recidere con la spada il nodo infido della Lega Achea. Sono d'accordo con te, Metello. Il prestigio di Roma è in gioco. Il Senato e il popolo s'attendono da noi una pronta decisione. Allestiremo un corpo di spedizione per punire la tracotanza di Critolao. Tu, valoroso Metello, assumerai il comando delle truppe. E tu, Lucio V, ne sarai a capo. Accetto con esultanza di portare la vendetta di Roma là dove la sua grandezza non fu compresa. La sorte di Corinto sarà di monito a tutti, poiché noi la distruggeremo col ferro e col fuoco. Ecco, ora prova a muovere qualche passo. Ti ringrazio, faccio da solo. Vedi, sei ancora debole, hai bisogno d'aiuto. Sei sempre decisa a partire? Certamente. Tuo marito e gli altri filoromani contano su me, lo sai bene. Mi ero così abituata alla tua presenza in questa casa, ne sentirò la mancanza. Come mai? Callicrate non si è ancora visto? È fuori. Perché ogni volta che rimaniamo soli eviti di guardarmi? Ti ritrai se il mio corpo sfiora il tuo. Ti sono antipatica? No. Non sono abbastanza bella per te? Sei bellissima. E allora? È bene intenderci una volta per sempre, Artemide. In altre circostanze non esiterei. Ma non posso dimenticare che tu sei la moglie di un uomo al quale devo rispetto e riconoscenza. Nobili sentimenti i tuoi. Ma cosa credi? Che non abbia notato le occhiate languide che vi scambiate tu ed Ebe? Le vostre mani
che si cercano ad ogni occasione? Non ti permetto di parlarmi così. Se fossi al tuo posto, Che cosa faresti? Che ne sai tu del tormento di una donna costretta a vivere accanto ad un uomo che non ama? E io ho bisogno di essere amata. basta, non voglio più ascoltarti. Non mi respingi, Caio Vinicio. Bada, potresti pentirtene. Io non conosco via di mezzo, nell'odio come nell'amore. Vinicio, dove sei? Vinicio. Ho buone notizie, centurione. Ti imbarcherai domani al tramonto. Dei pescatori ti condurranno a bordo di una trireme e fra pochi giorni sarai a Roma. Ma non è ancora in condizione di affrontare il viaggio. Ti ringrazio per la tua premura. Dammi ancora qualche altro particolare. Dove incontrerò i pescatori? Da dove salperà la nave? Dopo, non c'è fretta. Va un po' con Ebe in giardino. Ho da dire alcune cose a mia moglie. Che cos'hai da dirmi di tanto importante? Niente, cara. Volevo che quei due giovani potessero dirsi addio senza testimoni. Ma non ti sei accorta che si amano? Era divenuta una dolce consuetudine attendere il tuo arrivo ogni giorno. E con tanta gioia. Vorrei non essere romano e non avere una missione da compiere. Ahimè, tutto ci separa. La tua imminente partenza, l'odio di mio padre per Roma, la prospettiva della guerra. No, non possiamo cambiare il mondo, Vinicio. Ma possiamo crearcelo. Un mondo soltanto per noi. E rifugiarci in esso spiritualmente uniti. Perché ti ho incontrato? Se adesso devo dirti addio per sempre. Non addio, Ebe, ma a presto. Ritornerò. Non so quando, ma ritornerò. E allora niente potrà mai più separarci. La parte più eletta del popolo che noi ci onoriamo di rappresentare protesta contro i gravosi tributi di Critolao e per la mobilitazione degli schiavi. Una guerra contro Roma richiede sacrifici da tutti. Se altri daranno il loro sangue, è giusto che voi diate il vostro oro. Noi ci opporremo a questo illegale tentativo di spoliazione. Con quali mezzi? Adesso ascoltate. Se volete evitare la confisca dei beni, non vi resta che dimostrare tangibilmente il vostro amore per la patria, perché voi siete, come dire, segnati. E ora andate, ho altre cose a cui pensare in queste circostanze. Fuori! Ma guarda, Artemide, a che devo il privilegio di questa visita? Devo parlarti. Entra, siediti. Scusa, ma sono proprio sorpreso. Che è successo? Un centurione romano si nasconde in città. Un buon amico di tuo marito, suppongo. Si chiama Caio Vinicio, comandava la scorta dell'ambasciatore di Roma. E dov'è rifugiato costui? Posso dirti soltanto come e quando potrai catturarlo, ma ad una condizione. Ah, perfetto. C'è dunque una contropartita. Non potevo aspettarmi un gesto di patriottismo. Non ti si addice. Non sprecare il tuo sarcasmo, Dieo. Se mi sono rivolta a te invece che a Critolao, è perché so che tu ami Ebe. Ebe? E che c'entra lei in tutto questo? Ah, vedo che incomincia a interessarti. Parla dunque! È innamorata del centurione. È lei che l'ha tenuto nascosto. È lei che ha predisposto la sua fuga da Corinto. Dov'è ora quell'uomo? Te lo dirò, te l'ho promesso, ma solo alla mia condizione.
Voglio che tu non l'uccida e che sia io a disporre della sua vita. Ormai il quadro è completo. Oh, povero vecchio Callicrate. Ha avuto quello che si merita. Dunque, accetti? Ma dove si è tenuto nascosto per tanto tempo? Non so, i miei soldati hanno arrestato quel romano mentre stava per imbarcarsi. L'ho fatto flagellare, ma non ha parlato. Voglio che quel centurione sia giustiziato come spia. No! Non te lo perdonerei mai, padre. Non voglio che muoia. Ma di che parli? Io non ti capisco. Che cosa non mi perdoneresti? Rispondi! Non vedi che è sconvolta? Ora ti spiego. Insomma, di che si tratta? Critolao, tu sai che darei il mio braccio destro per evitarti un dolore. Per questo ho taciuto. Non so come né dove, ma Ebe ha conosciuto quel romano e se ne è innamorata. Ma non è possibile. Dimmi che non è vero. Come hai potuto? Un nemico di Corinto! No! Non ora. L'ira potrebbe accecarti. Purtroppo tuo padre è irremovibile. No. Io non posso fare proprio nulla. Devi credermi, Ebe. Dio, aiutalo a fuggire. Per gettarti fra le sue braccia? No, no, Dio, te lo giuro. Mai più tenterò di rivederlo. Tu stesso potresti farlo imbarcare su qualche battello. No, cara. Perché dovrei? E se consentissi a sposarti? Ma proveresti ad amarmi? E io che lo credevo al sicuro in viaggio verso Roma. Ma chi può aver tradito? Chi? Questo non sono riuscita a saperlo. Non ti tormentare, Callicrate. La colpa non è tua. Dieo mi ha promesso di farlo fuggire e imbarcare. Ma in cambio dovrò sposarlo. Hai fatto questo? Non dovevi. Tu non devi sacrificarti. Perché? Quando si ama veramente non si arretra dinanzi a nulla. Del resto, Dio non è un partito disprezzabile. Ma che cosa dici? Non piangere, mia piccola Ebe. Troverò il mezzo per far evadere Caio Vinicio o perirò con lui. No, Callicrate, non devi. La sua salvezza è ormai assicurata e non voglio che sia messa a repentaglio. Quanto devi amarlo. Se Nettuno continuerà a proteggerci, presto avvisteremo le coste della Grecia. Sono impaziente di battermi. Calmati, Metello. Sbarcheremo in un'insenatura che dista parecchio da Corinto, ma in compenso non saremo contrastati. Critolao non suppone certo che approderemo in un posto tanto remoto. E chi altro si preoccupa di te in questo momento? Tu mi hai respinta, ma sono io e non Ebe a portarti la libertà. Vuoi dire che puoi farmi uscire? La nave su cui dovevi imbarcarti deve ancora salpare. Lasceremo insieme Corinto.
Ci rifaremo una nuova vita. E anche tu un giorno mi amerai, ne sono certa. Perché mi disprezzi tanto? Non respingermi ancora, Vinicio, ti prego, no! Finalmente comincio a comprendere. Se ti è permesso di entrare qui e di offrirmi la libertà, è segno che sei d'accordo con loro. Sei tu che hai tradito. Sei stata tu a denunciarmi. Sì, sono stata io e non hai altra scelta. O accetti la mia proposta o morrai. Vattene. Vattene! Sei pazzo! Io sono la tua unica speranza di vita. Vattene se non vuoi che ti strozzi! Prima ancora che la tua testa cada sotto la spada del carnefice, Ebe sarà tra le braccia di Dio, perché si sposeranno, capisci? Non è vero. Si sposeranno! Tu menti! Addio, centurione. Ebe ti raggiungerà presto nella tomba, perché morrà di mia mano, te lo giuro! Mi sembra che il tuo grande amore non sia ricambiato, eh? Fallo giustiziare. Non mantenere la promessa fatta ad Ebe. Quale promessa? Tu mi credevi davvero tanto stupido da risparmiarlo? Ma devi pazientare. Ne riparleremo dopo il mio matrimonio. Vi ho riuniti in questo luogo per ragioni di sicurezza. Oramai noi del partito filoromano siamo considerati da Critolao dei traditori. Non è vero! Vi prego, amici, niente recriminazioni. Questo è il momento di agire. Il centurione romano, della cui missione eravate stati informati, è caduto in un'imboscata e ora langue nelle prigioni. Egli è la nostra unica speranza e noi dobbiamo liberarlo se vogliamo scongiurare la guerra. Ha ragione, Ecco il tuo sposo. Perdonaci se ti abbiamo fatto attendere. Una dolce attesa, anche se impaziente. Io anelo quanto te di vedervi uniti. Voglio che le vostre nozze siano memorabili, diletti figli, e che tutta Corinto possa gioire quel giorno del mio stesso gaudio. L'assemblea è già riunita? Sì, sono qui per questo. Bene, bene. Sarò di ritorno presto. Tu puoi restare, oggi la tua presenza non è necessaria e due innamorati hanno sempre qualcosa da dirsi. Facciamo 2 passi in giardino. Ti ringrazio, ma non ne ho voglia. Una promessa sposa deve essere più condiscendente, mia cara Ebe. Non sono ancora tua moglie. Ma hai degli obblighi verso di me, come fidanzata. No, Dieo. Mantieni prima la promessa che mi hai fatto. Ah, sì, il centurione. Ho già predisposto la sua fuga. E per tali considerazioni, dettate dal profilarsi di una minaccia armata che incombe su Corinto, propongo che venga proclamato sin d'ora lo stato di emergenza e che si estendano le requisizioni di vettovaglie per le truppe a tutta la provincia. La proposta è messa ai voti. Chi approva, alzi il braccio con me. La parola a Filinio. Nobile Critolao, truppe romane stanno sbarcando sull'istmo, nei pressi di Leucopetra. Membri di questa assemblea, cittadini illustri di Corinto, l'orgoglio di Roma, che in quest'aula subì una dura sconfitta, si illude di avere con le armi la sua rivincita. Ma il nemico non ci trova impreparati e infliggeremo adesso un colpo mortale.
Io stesso mi porrò immediatamente alla testa delle nostre truppe e i romani saranno rigettati in mare. Questa non è una promessa, ma una certezza. Gloria a Tito Lao! Guerra ai Romani! Le truppe della Lega Achea si stanno concentrando a Leucopetra. Bene, con l'apporto dei nostri alleati abbiamo la superiorità numerica e potremo sopraffare i romani. Ti affido il comando della città conferendoti i pieni poteri. Il punto prescelto per lo sbarco ci costringe ad una lunga marcia. Però se Critolao muoverà contro di noi potremo batterci su un terreno più favorevole. Un inviato dell'ipostratego deve interrogare il prigioniero romano. In piena notte? Ha un ordine scritto. Va bene, accompagnatelo. Da questa parte. Ecco il tuo uomo. Sono venuto per interrogarti. Il segnale. Su, presto. Affrettatevi. Vieni. Non per di qua, da quella parte. Allarmi, guardie! Allarmi! Attento, le sentinelle! All'otto! All'otto! Seguimi! Non c'è male, ma non basta. Continua ad addestrarli giorno e notte. Forse in questo momento tuo padre starà per scontrarsi con i romani. Sarà una grande battaglia. Una grande vittoria, vuoi dire? Va a prendere altre bende. Ne avremo di feriti da curare. Hanno fatto fuggire il centurione. Che cosa succede? Ci sono notizie di mio padre? No, si tratta di altro. C'è stato un assalto alle prigioni. È scappato un prigioniero romano. Senti, Ippolito, sono preoccupato per Artemide.
Prima o poi i soldati di Dio faranno irruzione nella mia casa. Lascia fare a me. Riuscirò a passare inosservato e a condurre qui tua moglie. Volevo appunto chiedertelo, ma mi raccomando prudenza, eh? Tranquillizzati. Artemide non corre pericoli. Conosci poco Dio. È capacissimo di sfogare il suo livore su una donna. Non è questo che volevo dire. Spiegati meglio. Che cosa ti fa pensare che mia moglie non sia in pericolo? Ma sì, tanto finiresti per saperlo. Non potresti essere meno sibillino per tutti gli dei? Perdonami se ti arreco un grande dolore. È stata Artemide a denunciarmi. Cosa dici? Non è possibile. Ma perché avrebbe dovuto farlo? Dimmi perché! Non chiedermi altro, ho la certezza di quanto affermo. Ascolta, tu devi credermi se ti dico che non ho mai tradito la tua amicizia, né la tua casa, e che mai... Non una sola parola di più. Artemide! Ho saputo che Vinicio è fuggito. Lo sai dov'è in questo momento? È fuggito. Maledetto, maledetto! Ma che cosa fai? No, sei impazzita! Ti ammazzo! Ti ammazzo! Non lo vedrai mai più il tuo centurione! Ho dovuto difendermi. Era come folle. Voleva uccidermi. Andiamo, seguimi. Dimmi, siete stati voi a liberare Vinicio? Sì, sì, siamo tutti rifugiati nell'antro della Sibilla. Vieni. No. Va, ti raggiungo fra poco. Sì. Prendetelo! Che volete da me? Che cosa ho fatto? So chi sei. Portatelo via. Lasciatemi! Rugate la casa e arrestate chiunque vi si trovi. Vinicio! Ebe! Sei salvo. Oh, È stato Callicrate con i suoi a liberarmi. Ma tu come hai fatto a sapere che c'eravamo rifugiati qui? è terribile, Vinicio. Artemide è morta. Mi ha assalita e ho dovuto difendermi.
Come sei venuta qui, Ebe? Parla, miserabile. Dove sono nascosti Callicrate e gli altri? Te lo chiedo per l'ultima volta, rispondi. Non essere sciocco, puoi ancora salvarti. Parla! Allora, fai ancora l'eroe? Guardalo. Quanto pensi che possa resistere ancora? Sono certo che parlerà. Beh, continua a soffrire. Non riusciremo a strappargli nemmeno una parola. Ti farò morire lentamente, goccia a goccia. Ma prima mi dirai tutto. La trappola è pronta a scattare. Voi della Lega Achea li impegnerete nel vallone e tu con la cavalleria li attirerai verso il fiume. Io resterò qui a sbarrare la strada di Leucopetra e per sterminare quelli che sfuggiranno alla morsa. Veramente io penso che sarebbe Il più tuo opportuno... compito non è di pensare ma di obbedire. Andate! Quali notizie? Una ricognizione fruttuosa. Abbiamo avvistato le forze nemiche e ne abbiamo seguito le mosse. La loro consistenza numerica? Superiore alla nostra, senz'altro. Si schierano per la battaglia. La cavalleria lungo la riva del fiume. I fanti nella grande vallata. È evidente il proposito di aggirarci. Il resto delle truppe si attesta a presidio del valico di Leucopetra. La strategia di Critolao è pari soltanto alla sua follia politica. Questo frazionamento delle forze gli sarà fatale. Metello, è giunto il momento che anelavi. Io prendo il comando della fanteria, tu quello della cavalleria. Avanti!
All'attacco! All'assalto! Stiamo per essere sopraffatti nel vallone. Sta arrivando la cavalleria romana. Dobbiamo attaccare anche noi! Avanti! Con la carica! All'attacco! I greci stanno ripiegando su tutta la linea. Vittoria! 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 Oggi abbiamo inferto ai greci una dura sconfitta, ma non daremo tregua al nemico. Seppelliremo sotto le rovine di Corinto il folle sogno di Critolao. Gloria a Roma! Gli dei non ci sono stati favorevoli. Prepariamoci a sostenere un attacco alla città e forse un lungo e duro assedio. Ogni uomo valido sia mobilitato senza indugio. Tutte le derrate alimentari vengano requisite e chiunque vi si oppone sia giustiziato sul posto. Provvederò immediatamente. Manda ad avvertire Ebe che mi raggiunga nell'aula dell'assemblea. Tua figlia è sparita e non siamo riusciti a rintracciarla.
Anche il centurione è fuggito. La Lega è stata sconfitta. I romani stanno per attaccare la città. E mio padre? Che ne è di lui? È in salvo, tranquillizzatevi. Che altro hai saputo? Lo scontro è avvenuto presso Leucopetra. Ora le truppe di Lucio V ci assediano. Lucio V, hai detto? È il capo del corpo di spedizione. Lo conosci? Certo, è mio zio. Corinto paga per la follia di un uomo. Che ne sarà delle nostre famiglie? Tutto perduto! Calmatevi, amici, ascoltate! È tempo di agire. Non possiamo più attendere inattivi lo svolgersi degli eventi. Siamo stati considerati dei traditori, mentre purtroppo eravamo dei profeti. Dimostriamo ai nemici interni di Corinto che il coraggio civile e la saggezza possono più delle armi. Spiegati meglio. Cosa intendi fare, Callicrate? Organizzare un colpo di mano, impadronirci di Critolao e di Dieo e offrire ai romani la resa affinché la città non venga invasa e distrutta. Vuoi sopprimere mio padre? Voglio soltanto destituirlo, ma non gli sarà torto un capello. Già una volta ti sei offerto di salvare Corinto. Sei ancora disposto ad aiutarci, Vinicio? Sempre. Conta su di me. Non devono avere il tempo di riorganizzarsi. Dobbiamo attaccare, adesso! Sono d'accordo con te. Ma una tregua era indispensabile dopo il lungo inseguimento. Avevamo i feriti da curare e le truppe erano stanche. Sì, è vero, ma noi... Ave console, un uomo chiede di parlarti. Dice di essere un centurione e di chiamarsi Caio Vinicio. Ma non è possibile. Vinicio! Vinicio! Ma sei proprio tu. E io che ti credevo morto. Fui solo ferito. Un nobile di Corinto mi nascose e mi curò. Grande la mia gioia di ritrovarti. Vieni, brindiamo al dio Marte che ti ha salvato. Questo è mio nipote Caio Vinicio. Narrami la tua avventura. Voglio conoscerne ogni particolare. Non ora. Ho visto che ti prepari ad attaccare la città. Sono qui per chiederti una tregua. Come? Tu vieni quale ambasciatore del nemico? Non posso crederci. Fammi parlare. Il popolo di Corinto non ci è nemico. Sono gli uomini al potere la sua rovina. Sono veramente sbalordito. Strano linguaggio sulle labbra di un centurione. Ora ti spiego. Mi rifiuto di ascoltarti. Invece devi. Perché versare altro sangue se entro domani all'alba Corinto s'arrenderà? Io vado a predisporre l'attacco. Un momento. Come puoi essere certo di quanto affermi? Callicrate, capo del partito filoromano, e i suoi stanno per destituire Critolao. Sono essi che mi hanno protetto. E io parlo il loro nome. È un espediente per guadagnare tempo e tu incautamente ti presti al loro gioco. Non è vero, so quello che dico. Te ne prego, rinvia l'attacco. E cosa credi? Che non mi piacerebbe risparmiare le vite di tanti soldati? Ma una tregua significa dar modo al nemico di preparare la difesa. Sono io il capo militare e non posso accettare la tua proposta. Nemmeno se ti offro il mezzo d'entrare in città senza colpo ferire? Spiegati meglio, centurione. C'è un cunicolo segreto. È attraverso quello che sono uscito dalla città per venire qui. All'alba te lo indicherò. Puoi darci la tua parola di soldato e di romano? Hai la mia parola. Devo aggiungere soltanto che l'esito del colpo di mano dipenderà dalla sveltezza con la quale agiremo. L'irruzione dovrà essere tempestiva e rapida. Forza ai traditori! Non abbiamo più scampo. Dio!
Credevi di riuscire a scappare, vero? Fermati, Diego, non farlo. Tu stai per uccidere l'ultima speranza di Corinto. Hai detto speranza? Vai. No! Vigliacco, assassino! No! No! Soldati di Roma, abbiamo battuto il nemico in campo aperto, ma non basta. Un compito più arduo ci attende. Penetrare in Corinto, stanare i nostri nemici, annientare ogni resistenza per concludere vittoriosi la spedizione. I corinzi sono ricorsi ad uno stratagemma per guadagnare ancora altro tempo, ma invano. Il giorno che sorge segna per essi il principio della fine. È l'alba. Attendiamo ancora. Callicrate non potrà tardare. Il termine della tregua è scaduto. Centurione, sei pronto? È l'alba. Dov'è questo passaggio? Devi mantenere la tua promessa. Va. Dov'è mio padre? Voglio andare da mio padre. Perché mi hai trascinata a casa tua? E me lo chiedi? Vattene, non mi toccare! Vuoi tuo padre? Tu che l'hai già tradito 2 volte! Sta attento a quello che fai, Diego. Minaccia, strilla, grida! Grida pure quanto vuoi, ma prima devi sentirmi. No, non voglio ascoltarti, vattene, lasciami andare! Io volevo darti il mio affetto, amarti, rispettarti, ma ti tratterò come meriti. Allarmi! Allarmi! I romani! I romani! Piegami, infame! Non puoi tenermi qua! Te ne farò pentire, Diego! Vigliacco! 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 Sei in ottima compagnia. Vado a combattere per la patria che hai tradito. Ti esorto a pregare per la mia salvezza. Diego, che cosa vuoi farmi? Mio padre ti ucciderà! Ma se dovessi morire, la mia vendetta ti raggiungerà ugualmente. Non lasciarmi qua! Diego! Oh, te ne supplico, liberami! Pietà! Ora invochi pietà. Vuoi commuovermi? Non andartene, Diego! Avanti! All'attacco!
Chi è stato? Che ne è di Ebe? Dieo. Ti ho detto di guidarmi alla casa di Dieo. Muoviti, se hai cara la vita. Gioisci. Il tradimento ha dato i suoi frutti. Questa è la fine, ma anche tu morrai. Vinicio! La torcia, Vinicio, la torcia! Maledetti! Coraggio, tutto è finito. E mio padre? Vieni. Alle fiamme la città! Evacuate la popolazione! Avanti! Padre, perdonami. Oh. Cosa aspetti a colpirmi, Romano? Non sono qui per ucciderti, ma per salvarti. Ti affido mia figlia.
Abbi cura di lei. Se non mi è dato vivere da uomo libero, voglio attendere da soldato che il mio destino si compia. No, padre mio! Vieni con noi, riusciremo a nasconderti. Nessuno ti troverà. Portala via.